Ieri al Giro d'Italia c'è stato un ciclista che mentre passava per Salerno ha urlato. Cosa direbbe a questo ciclista? Resta sputando basso. La figlietta non mi interrompe. Per me è un grande storia. Non è bastardo. Solo uno stuzzo per una cosa del genere. È cesso, è una luce. Dipende da dove vieni questo. È di Frosinone? È di Frosinone. È tutto il Frosinone. È una chiavata, proprio napoletanamente parlata. Ma questo Civili dov'è? Di Frosinone? È più una chiave che ancora, perché è un paese. Invece noi siamo cittadini i più belli d'Italia. Io ci butterei una banana. Un corridore di Frosinone, un ciclista di Frosinone ha urlato alla folla Terroni. Tu cosa vorresti dire a questo ciclista? Che cazzo putra male. Per fare un pochino proprio. Però non posso bestemmiare, se non puoi Bestemmiare no, però cosa gli vorresti dire tu? Proprio che qualcuno? nutre male. Che significa? Che è un coglione. Un coglione. Un po' una grande luce, voglio. Un nezzo. Terrone, volessi dire una cosa, quando lui Terrone, però i nostri avi nel 1800, se dice solo che si poi capisce lui, i nostri avi dominano solo i Matarazzi, i loro avi dominano ancora in Ducesso. Ritorno al discorso di prima, che ho detto la parolaccia, un grande stronzo. Mi dispiace di dire questo. Vorrei cantare per lui a questo stronzo, ripeto a dirlo. Cantatela un versetto. Il mare quanto è bella, spira tanta sentimenta, guarda tu a chi tiene a mente, cascia te fa sonnare. È cesso, è una luce.